Genesi, capitolo 9. L'umanità rinnovata. O Signore benedicette Noè e i figli suoi e ricette: facite figli, a granite verenite a terra sana sana. A paura schiante vostre, staranno sempre in gola a tutte le vesti salvatiche, in gola a tutte le vestiamme, in gola a tutte le uccelli rociele. Tutte quelle vesti che serpene in coppa a terra e a tutte i pesci romare. Staranno sotto potere vostro. Tutte quelle che si muove e una vita in da loro vi servirà per mangiare, perché i raggia voi, tutte queste e tutte le lepre verde. Non mangerete mai a carne con sangue ainda. Io da me ne raggio conto ognuno di voi, lo sangue vostro, anzi la vita vostra, a di me ne raggio conto ogni cosa che campa in coppa a terra, e da me ne raggio conto la vita e l'uomo, all'uomo, ognuno avrà rendere conto. Lo frate suo. Chi spanna lo sangue è l'uomo, pure lo sangue suo sarà spaso all'uomo stesso, perché Dio ha fatto l'uomo proprio come una figura sua. Facite figli e granite vassaie e facitele crescere per numero, coppa tutta la terra e mantenetele sempre sotto potere vostro. A nuova alleanza è Dio con l'uomo. Dio ricetta ancora a Noè e ai figli suoi, che stavano insieme con esse. O viccanne, io farò un'alleanza mia insieme con voi e con tutte quelle che veneranno a roba a voi, con tutte le cose che campano e che stanno con voi, a uccelli, bestie, bestiame, salvatiche, con tutte quelle bestie che sono asciute in dall'arca. L'alleanza mia con voi è questa: non sarà zuffonata più nessuna cosa che campa in coppa a terra, e l'acqua dell'uvio, e il diluvio non smantellerà più a terra. Dio ricetta: chi sto mirche l'alleanza, che io metterà fra voi e me, e per ogni essere vivo che sta insieme con voi, per tutte le discendenze che verranno appresso, io metterà l'arca mia in coppa in nuvola, e chi sarà un mirche l'alleanza, che io farà con tutta la terra. Quando aumenta una raggia in nuvola in coppa a terra, e comparerà l'arcobaleno in de nuvola, ma ricorderà l'alleanza mia che sta fra me e voi, e per ogni cosa che campa in ogni carne, e non mannerà più l'acqua o l'illuvio per zuffondare ogni carne. L'arcobaleno starà in coppa in nuvola, e io guarderò, ma ricorderà che l'alleanza eterna, che è stata fra Dio e ogni essere, che campa in da carne, coppa tutta la terra. Dio ricetta a Noè: questa è l'alleanza che io ho giù fissata fra me e ogni carne che sta in coppa a terra. I figli di Noè ascettano in dall'arca furono Sem, Cam e Jaffet. Cam è il padre di Canaan. Chi si tre sono i figli di Noè, e a chi si tre ne ascettano tutta la gente che regnetta nella terra. A maledizione Canaan. Mo Noè, che faceva parsunare, cominciai a chiantare un vignale. Un giorno si bevette assai vino e si imbriacaia e si addormette a nura a parte rinda renna soia. Cam, o padre Canaan, verette che o padre stava a nura e contai subito sta cosa alla di due frate, suoi che stavano fuori. Tanne Sem e Jaffet afferrai in un mantello, si mettettero tutte e due, goppe spalle a loro, e camminando a redevere, accomigliai un padre che stava a nura. E proprio perché teneva una faccia buttata a rete, non potettero vedere o padre che era a nura. Quando noi si scedaia a intaccare l'ambriacatura, venette a sapere che ella che aveva fatto un figlio più piccirilla e stessa tante ricette. Fosse malritta Canaan, a diventasse schiava e schiava per tutti i frati suoi. Poi ricetta ancora: benedice o Signore o Dio e Sem, Canaan e a diventasse schiavo suoi. Dio facesse allargare assai Jaffet e chi s'allugiasse rindetenne e Sem, e Canaan a diventasse schiavo suoi. Noè campai ancora troppo dell'uvio, 350 anni. Tutta la vita di Noè fu 950 anni e poi murette purisse.